Lo starter chiama 6 concorrenti partecipanti alla seconda corsa, una prova per 4 anni a reclamare. Sono in 9 dietro le ali della macchina, con il numero 1 Clark Cable Holm, Samuele Querci, 2 Chagall Glory Vittorio Miniero, 3 Cover Wise AS Leonardo Vastano, 4 Candei Greppi Nicola Del Rosso, 5 Chanel Jet Gianluca Di Venti, 6 Colinas Bartolomeo Ingardia, 7 Commander Lake Stefano Lago, 8 Cooper GV Sergio Menichetti, 9 Carlitos ZS Matteo Zaccherini. In chiusura è proprio lui il favorito, il numero 9, con la stessa quota del numero 4 di Can dei Greppi. Problemi per Chagall Glory dietro la macchina. E si parte con la velocità da parte di Chanel Jet, che prova a scavalcare Cover Wise S, insiste numero e passa 2, Chanel Jet all'imbocco della prima curva. Cover Wise S trova posto in terza posizione, mentre allo scoperto rimane per il momento Colinas, quando in quarta posizione allo steccato c'è Commander Lake, che precede Can dei Greppi e Carlitos ZS. 14,9 per il lancio da parte di Chanel Jet, che ora rallenta il ritmo e punta in avanti con decisione Carlitos ZS. La punta di velocità di Carlitos ZS, che va con gran decisione al lato della leader, che però vuol correre al comando. Carlitos che ha dato un parziale per arrivare lì, adesso però si dovrà accontentare di gravitare ai lati della battistrada, i 646,2. Chanel Jet e Carlitos ZS, con Carlitos che insiste e passa nei confronti di Chanel Jet, che è richiesta a palo molto lontano, e Carlitos così ha preso vantaggio. Chanel Jet in seconda posizione, scavalcata da Clark Cable Holm, che muove dallo steccato, poi Cover Wise S, mentre Can dei Greppi deve risalire dalla coda, mentre davanti si va svelti. C'è stato un 29,7 di secondo quarto, Carlitos con 4 lunghezze nei confronti di Clark Cable Holm, il chilometro in 1,15,3, con Carlitos ZS 20 metri avanti a Clark Cable Holm, che prova a ricucire, fa lo stesso Cover Wise S, precedendo sempre Commander Lake e Can dei Greppi a 400 dalla conclusione. Carlitos se n'è andato, ha fatto 14,2 anche la retta di là. Clark Cable Holm con coraggio prova a riavvicinarsi, ma è ancora distante dal battistrada. Cover Wise S in terza posizione, Commander Lake in quarta. La piegata conclusiva, che per Carlitos ZS vuol dire altri 200 metri in meno da percorrere. La retta per Carlitos ZS, che ha fatto tutto molto molto bene, andando a sfondare su Chanel Jet a un giro dalla fine. Dispersione di Carlitos ZS, mentre per il secondo posto Commander Lake viene a giustiziare Clark Cable Holm. 1,59,5, 1,14,5 ragguaglio cronometrico, tutto facile e bis a 24 ore di distanza per Carlitos ZS. Matteo Zaccherini in sulky per il training di Afrim Schmidra. Quarta vittoria su 5 in carriera ottenute con il nuovo training di Afrim Schmidra, i colori ovviamente della Limitless. Matteo Zaccherini, che porta a casa una gran bella vittoria con Carlitos ZS.